Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi mi trovo a Piazzale Lozze. Voglio fare il giro, l'anello storico del Monte Ortigara, ma la cosa fondamentale è che oggi faccio questo bellissimo giro storico con la guida Buongiorno alpina a tutti, Michele Savio, accompagnatore di media montagna. accompagnatore di media montagna, e ci racconterà un sacco di cose. Esatto, quindi buona giornata e continuiamo a camminare con voi. Esatto. Quindi è stata dichiarata zona monumentale proprio per farla rispettare in quanto un vero e proprio cimitero all'aperto. Questo qui dietro è un ex cimitero di guerra, ex perché comunque tutte le aree sono state bonificate. Siamo arrivati nelle pendici del Monte Lozze, che si trova proprio alle mie spalle. Era un importante caposaldo italiano con comando ufficiali all'interno della zona di Cavernata, andremo a vedere dopo. C'erano anche delle batterie di pezzi da montagna, quindi la 13ª compagnia di artiglieria da montagna, e dopo andremo appunto a vedere dove era dislocata. Dopo la guerra, a ricordo dei soldati, nel 1930 dagli alpini del Verona, dell'Asiago, quindi Associazione Nazionale Alpini, a ricordo appunto dei loro caduti nel massiccio dell'Ortigara, e serviva a raccogliere i resti dei soldati che venivano trovati sul campo di battaglia. Quindi chi trovava ossa del campo di battaglia poteva venire e deporli qui. Poi abbiamo la chiesetta sovrastante, che è del 1930, è stata costruita sempre a ricordo dei caduti nella battaglia che si è svolta tra il 10 giugno e il 29 giugno del 17. Il rifugio Cecchin, invece, dedicato alla medaglia d'oro tenente Giovanni Cecchin, lo abbiamo un po' più a ovest, ed offre sicuramente un punto di riparo importante per gli escursionisti che vengono a camminare in zona. Eccoci al rifugio Cecchin. Quelle cime erbose che vedi là in fondo, quelle sono le Dolomiti Bellunesi, quindi la zona del Monte Pavione e delle Vette Grandi, quindi siamo già nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Più indietro, quelle più rocciose e più lontane, sono già le cime del Serva, okay? le cime dell'Alpago, e il gruppo del Cavallo, quelle più lontane, quel crinale che vedi là in fondo. Spostandoci poi un po' più a sud, diciamo, abbiamo le Prealpi Bellunesi, e dove iniziamo a vedere questo spuntone un po' più vicino a noi, inizia il massiccio del Grappa che si protende fino alla cima che si trova oltre la piana di Marcesina che abbiamo qui sotto. Quindi l'ultimo crinale che vediamo là in fondo è
tutto massiccio del grappa con l'ossario nella parte sommitale. Adesso, muniti di pila frontale, stiamo entrando in questa caverna che era una postazione dell'artiglieria, quindi ben equipaggiati che entriamo. Dal camminamento sotterraneo che abbiamo appena attraversato c'era la possibilità appunto di salire alla trincea scoperta, ok? Quindi in caso di bombardamento si scendeva qua sotto, in caso di controllo del nemico si poteva stare sulla trincea esterna, quindi ecco l'importanza di avere anche questi incavernamenti che servivano proprio a ripararsi quando c'erano i bombardamenti. Però ecco, come potete notare, questi gradini servivano proprio a salire al piano superiore dove passava la trincea. Ci sono proprio quei baiti che vedi. Questa è la Dolina Campilussi. Intorno abbiamo l'acrocolo settentrionale dell'altopiano, quindi partendo da quello spuntone che vedete là in fondo, quello è il Monte Colombara, poi abbiamo il Corno di Campobianco, il Corno di Campoverde, qui davanti a noi abbiamo il Monte Forno, dopo abbiamo il Monte Chiesa, quello un po' più a destra, roccioso, dietro il Punto dei Larici, qui abbiamo l'Ortigara, tutto a destra, mentre dietro abbiamo il Monte Pallone e cima a Castelnuovo. Finalmente dopo un po' di tempo sono tornato a far volare il drone, spero sia uscito qualcosa di gradevole, interessante. Siamo su 2000 metri e veramente qui si respira la storia.
italiano chiamiamo carren, non sono altro che campi carreggiati, e si sono formati proprio tramite la dissoluzione del carbonato di calcio da parte dell'acqua. Quindi l'acqua contiene anidride carbonica e, essendo appunto acida, va proprio a scavare in profondità questi solchi, e a volte abbiamo proprio delle grandi estensioni di roccia solcata appunto da questo fenomeno. Quindi possiamo avere magari i solchi un po' più stretti, ma anche solchi un po' più larghi, come in quel caso là, o ancora più larghi, come abbiamo visto da dietro. Quello che sicuramente avviene poi è che l'acqua si apre sempre di più il percorso, quindi sotto qui abbiamo sicuramente delle voragini più larghe, e poi l'acqua continua a scavare in profondità finché non trova uno strato di roccia impermeabile, quindi una roccia metamorfica oppure una roccia vulcanica, ed è lì che si formano le famose sorgenti carsiche, come importantissima che abbiamo qua nel Vicentino, quella dell'Oliero, che raccoglie praticamente tutta l'acqua che cade nella conca centrale di Asiago. Troviamo all'inizio del vallone dell'Agnellizza. Il vallone è stato definito anche il vallone della morte, perché in realtà i nostri soldati partivano dalle trincee avanzate della Cadiera, qui vediamo la croce proprio là in cima, e dovevano attraversare questo vallone per andare a conquistare le posizioni austriache sull'Ortigara. Di qui vediamo il cippo austriaco là in fondo, quella è la zona della quota 2101, mentre la nostra colonna mozza si trova qua sopra. Quindi immaginate le difficoltà per attraversare su terreno scoperto questo vallone sotto il tiro delle mitragliatrici austriache che erano incavernate proprio su quei roccioni che vedete là. Qui di fronte il lago Rai, la cima più alta, cima d'asta. Si vedono anche le palle di San Martino. La settimana scorsa ero proprio là. Raccontaci di questo posto. Allora siamo esattamente in corrispondenza del pozzetto dei Feriti,
dove si è formata una sorgente carsica, alimentava appunto con un po' d'acqua una piccola pozza scavata appunto manualmente dai soldati, e da cui si traeva acqua per dissetare i feriti durante la battaglia. E spam, ragazzi. Avamposto di Quota 2003, conquistato dagli alpini 10 giugno del 17, quindi il primo giorno della battaglia dell'Ortigara. Questo è un posto bellissimo ma allo stesso tempo anche spaventoso. Abbiamo un bel baratro sotto di noi. Sì, sì, ma al di là del baratro, proprio anche per quello che Per capire può essere successo qui, no? quanto difficile fosse riuscire a conquistare una posizione del genere, e poi ancora di più raggiungere la quota del 1101 che si trova là in alto. E quanto si è rischiato per arrivare fino a qui. Esatto. Qui inizia a spingere. Ci troviamo all'ingresso della caverna Biancardi, situata sul versante settentrionale di quota 2101 dell'Ortigara. In realtà era stata già costruita dagli austriaci con 5 postazioni di mitragliatrice incavernate, come quella di sotto, ma dopo, quando c'è stato l'attacco, il contrattacco italiano del 25 giugno del 17, è diventata anche la sede del comando della brigata Regina, a cui comando c'era appunto il generale Biancardi, quindi ha preso il nome proprio dal generale della brigata Regina. Si vede bene ancora non fatto in calcestruzzo nella feritoia per mitragliatrice austriaca. Le nostre trincee erano là, tra il campanaro e la cima della caldiera. Quella che ho mostrato prima con la dronata. Esatto. Una prima era quella più avanzata, mentre c'erano quelle poi la seconda linea che si trovava appena sotto il crinale. Sulla cima della caldiera poi c'era anche un osservatorio molto importante, che era l'osservatorio Torino, che serviva proprio per monitorare i movimenti degli austriaci sull'Ortigara. Dove ci troviamo a quota 2086, dove è posizionato il cippo austriaco a ricordo delle forze nemiche che erano qui giocate durante la battaglia dell'Ortigara, ma che hanno subito anche loro parecchi morti. Che qua stiamo entrando nella trincea
austriaca, giusto Michele? Dice che è esatto, quindi facciamoci un pezzo di trincea che spero anche di avervi fatto vedere col drone poco fa. Qui sotto la trincea era collegata a dei camminamenti incavernati. In caso di bombardamento consentivano di andarsi a riparare. Eccoci alla cima dell'Ortigara, il cippo italiano, la famosa colonna mozzata. Wow! Diceva Michele che con i bombardamenti la cima dell'Ortigara è stata abbassata di 5 metri. Che posto, che posto! Michele, discorso dei baraccamenti austriaci. Sì, allora ci portiamo un po' i resti dei baraccamenti, si trovano proprio sotto questo pendiolo e in fondo si vede ancora un tratto di strada militare, vedete quello che fa la curva, che collegava proprio questi, cioè il crinale del Portule nel fondo. Allora, in fondo alla crinale del Portule. Cima 11, cima 12. Portule è quello, quella cresta lunga che vedi là in fondo. Adesso siamo in discesa, anzi fra un po' scenderemo, ma davanti alla colonna spezzata, e mentre stavo suonando la campana poco fa, la riflessione che mi veniva da fare è che qui su si respira un'aria di morte paurosa. Vedete la prima linea austriaca come continuava, seguendo proprio il crinale della montagna, si dirigeva poi verso il monte Campicoletti, e abbiamo qui verso ovest, poi un po' più a sud verso il Chiesa, poi verso il Forno e verso il corno di Campobianco là in fondo, e poi scendeva verso la Conca. Prima di continuare con la discesa ci siamo fermati a fare una piccola sosta, una piccola pausa, prima di ributtarci in questo bosco di larici che ci riporterà giù al parcheggio. Adesso siamo quasi giù ed è stato veramente bello secondo me venire qui con Michele, che è una guida veramente esperta, competente, con un grande bagaglio culturale sia storico sia a livello di racconti sull'ambiente, insomma sull'origine delle nostre montagne, su come si vive la montagna, e diciamo che ti dà anche una sicurezza maggiore a livello proprio escursionistico. Quindi se avete l'occasione di venire su in altopiano,
Io vi lascio tutti i contatti di Michele qui sotto, perché sicuramente non ve ne pentirete. È una bravissima guida e io sono stato veramente contento di aver fatto il giro con lui oggi. Allora eccoci qua, tornati al parcheggio Piazzale Lozze. Io sono veramente contento di aver fatto questa escursione con Michele. Ormai erano diversi mesi che ce la promettevamo Esatto. e finalmente adesso è andata Farla. in porto, siamo riusciti a farla. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Io i contatti di Michele ve li lascio sotto in descrizione, quindi sapete che se volete una guida affidabile, esperta, potete pure contattarlo. Noi ci vediamo al prossimo video, mettete i like, i soliti commenti e le solite cose belle che a voi non costano niente, a me fanno tanto. Grazie E anche a me. e anche a lui. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao 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 ciao.